Siamo alla quarta edizione di Piave.net, un'iniziativa di Consiglio di Bacino e Savno che coinvolge i comuni rivieraschi del fiume Piave. È un'iniziativa chiaramente ambientale che vuole sensibilizzare la gente, i cittadini sulla pulizia di questo bellissimo fiume. È brutto parlare oggi di termini, di battaglie, di guerre in questo periodo, però effettivamente quotidianamente ci dobbiamo trovare a combattere con delle persone, con degli civili, dico anche io dei lazzaroni che sporcano. Per fortuna abbiamo dei modelli molto positivi che sono le amministrazioni comunali e i cittadini che oggi, domenica mattina, rinunciano al loro riposo per venire qui lungo il Piave a pulire i rifiuti che lasciano queste persone maleducate. Stiamo già pensando alla prossima edizione proprio per favorire il lavoro dei volontari che aderiscono con entusiasmo a questa iniziativa. Il prossimo anno pensiamo di allargarla a 2 giorni, così possiamo coinvolgere anche le scuole il sabato e poi naturalmente gli altri volontari la domenica mattina. È un'iniziativa a cui aderiamo sempre molto volentieri con entusiasmo, perché il Comune di Sernaglia è sempre molto attento a queste iniziative, avendo delle aree di valore naturalistico molto importanti. Organizziamo normalmente anche durante l'anno giornate ecologiche, ma questa iniziativa che coordina tutto il lungo Piave è una cosa veramente importante. Quest'anno in questa giornata abbiamo 5 associazioni che hanno partecipato, ma abbiamo fatto recentemente la giornata ecologica e qualcuno ha preferito magari dedicarsi oggi ad altre attività, ma continueremo poi anche con le giornate di Pulite il Piave che organizziamo noi normalmente per continuare appunto quello che è il messaggio che Savno ci sta dando come input in questo momento. Oggi siamo qui in questo evento Piave.net, che anche noi abbiamo dato l'adesione a questo bel evento. Qui da noi hanno dato adesioni circa una 50ina di persone e sono già fuori a fare questa raccolta di rifiuti dispersi nel Piave. Nell'occasione, come amministrazione di Vidor, abbiamo anche ampliato non solo al Piave ma anche alla giornata ecologica proprio per le nostre strade comunali e in pratica i nostri parchi comunali eccetera. Comunque soprattutto la raccolta è concentrata sull'alveo del Piave. Ecco, dalle notizie che ho non sembrerebbe ci fossero grandi rifiuti, grande quantità di rifiuti, dei primi segnalazioni che ho avuto dalle squadre che sono già uscite alle 9. Ecco, noi adesso qua li attendiamo verso le 11:30, un quarto a mezzogiorno, e quindi dopo come amministrazione, e ringraziamo anche la Proloco di Vidor per questo, offriremo a tutti i partecipanti un piccolo rinfresco e ovviamente anche qualche omaggio. Benvengano questi eventi, questo è segno di educazione, segno di voler bene all'ambiente e quindi noi siamo sempre in prima linea per queste manifestazioni.